tragedia sulle piccole Dolomiti a Recoaro Terme, 2 scialpinisti veneziani travolti da una valanga. Il 50enne di Mestre, Massimiliano Ferro, muore sotto gli occhi dell'amico che ha scavato per estrarlo dalla neve. A Ustioni, alle mani al volto, ma è fuori pericolo. La 54enne Alessandra Galli De Min è ferita nella strage di Capodanno in Svizzera. La sorella, fortunata ad essere viva alla vicinanza dell'associazione Bellunesi nel mondo. 40 morti, 119 feriti e si cercano i dispersi. Il cordoglio del governatore Stefani, Veneto pronto ad aiutare il sindacato dei locali da ballo e le misure di sicurezza devono essere rispettate. Attesa per l'autopsia sul corpo del 25enne moldavo trovato senza vita a Mira il 31 dicembre. Intanto si ricostruiscono le ultime ore del giovane che lavorava in un locale di Mestre. Morto nel laghetto di Camisano la notte di Capodanno, il dolore dei vicini a Villafranca Padovana per la fine del 22enne Andrea D'Agostini. Notte di Capodanno ad alta tensione in ospedale ad Abano, dove un uomo ha dato in escandescenze tentando di aggredire il personale sanitario ed i pazienti in attesa. Pane, vino e falò dell'Epifania in allestimento in tutto il Veneto. Ad Arcade, già allestita la fila più famosa di tutte, quest'anno ci sarà anche il governatore Stefani. Buonasera, ben ritrovate, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli di oggi, lo avete sentito, tragedia sulle piccole Dolomiti, 2 alpinisti travolti da una slavina a Recoaro Terme, muore un 50enne di Mestre trascinato sulle rocce per decine di metri. È morto sotto gli occhi dell'amico e compagno di cordata Massimiliano Ferru, l'alpinista 50enne di Mestre che stava completando in mattinata una escursione con ramponi e picolze sulle piccole Dolomiti. Troppo gravi i traumi riportati dopo essere stati travolti per diverse decine di metri da una slavina nel Vaio Gabele a Recoaro Terme. I 2 stavano scendendo da Cima Mesole verso l'altopiano delle Montagnole. Il 50enne, centrato in pieno dalla valanga di neve, ha sbattuto la testa e l'addome più volte sulle rocce affioranti. Inutile l'aiuto fornito dall'amico che lo ha estratto dalla neve e poi ha lanciato l'allarme. I sanitari arrivati con l'elisoccorso di Treviso Emergenza hanno faticato a raggiungere i 2 alpinisti per la nebbia e forti raffiche di vento. Solo grazie alle indicazioni di un soccorritore di una squadra arrivata in motoslitta e salito poi sull'elicottero è stato possibile far scendere l'equipe medica da un'altezza di 70 metri. Constatato il decesso, infine la salma è stata recuperata con il verricello. Una tragedia di proporzioni inimmaginabili ha trasformato la notte di Capodanno in un incubo. A Crans-Montana in Svizzera l'incendio di un rinomato locale si è trasformato in una strage. 13 italiani, mentre 6 persone risultano ancora disperse, 13 in ospedale. Nel bilancio drammatico emerge anche un nome legato al Veneto e alla provincia di Belluno, in particolare quello di Alessandra Galli De Min, 54 anni, che da tempo vive a Ginevra. Alessandra Galli De Min, 54 anni, bellunese di origine ma svizzera d'adozione, è fuori pericolo. Miracolata, nonostante lo shock e le ustioni al volto e alle mani riportate nell'incendio che la notte di Capodanno ha causato una strage in un locale a Crans-Montana, rinomata cittadina alpina del cantone vallese in Svizzera. È stata fortunata, le uniche parole della sorella di Alessandra Galli De Min, Elena, che ci rassicura sulle sue condizioni di salute. La notizia del coinvolgimento di Alessandra Galli De Min è arrivata nel tardo pomeriggio di Capodanno e ha scosso profondamente il bellunese. Galli De Min è figlia di Arrigo, sindaco della ricostruzione di Longarone nel post-Vajont, morto la scorsa primavera a 91 anni. La solidarietà, il tratto distintivo della famiglia Galli, che Alessandra ha mantenuto in Svizzera, dove ricopre la carica di presidente della famiglia bellunese di Ginevra. Ed è Oscar De Bona, presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, a darci notizie di prima mano. Presidente De Bona, che notizia ha della nostra concittadina Alessandra Galli De Min? Rassicuranti, ho sentito la sorella e il marito. Stamattina veniva operata alle mani nell'ospedale di Arau vicino a Basilea. Il marito Alberto De Min sta cercando dopo l'operazione di portarla all'ospedale di Ginevra, anche perché loro abitano a Ginevra e quindi sono anche più comodi.
Ospite di una conoscente per il Capodanno, Alessandra Galli de Mine si è trovata per caso al Constellation. La 54enne era entrata per recuperare il figlio dell'amica che stava festeggiando nel locale ai piedi delle piste da sci. Doveva essere una notte di festa, luci e brindisi. Si è trasformata in un inferno senza precedenti. Il bilancio, non ancora definitivo, lascia senza parole. 47 persone hanno perso la vita, 115 feriti, molti in condizioni gravi, e tra loro complessivamente 13 cittadini italiani. 6 nostri giovani connazionali risultano ancora dispersi, mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso e di identificazione delle vittime. Uno scenario di dolore che ha squarciato la gioia per il nuovo anno. Alessandra Galli de Mine è professionista e manager di primo ordine in diverse multinazionali dell'energia e dell'elettronica, madre di 3 figli, sposata con Alberto de Mine, imprenditore nel settore turistico, è particolarmente attiva nel volontariato. La famiglia Galli, la famiglia di Longarone, è prestigiosa. Il papà ha girato tutto il mondo, gli zii altrettanto. Il presidente da alcuni anni ha fatto diverse iniziative coinvolgendo anche il consolato che c'è a Ginevra. Ha completato negli ultimi mesi un progetto legato a San Martino, patrono di Belluno, e ha già presentato sempre alla provincia e alla BM anche delle proposte per valorizzare il 2026 attraverso la famiglia di Ginevra. Il Veneto si è dichiarato sin da subito pronto a fare la propria parte e a dare tutto il sostegno alle autorità elvetiche e a quanti si stanno occupando dei soccorsi e delle cure. L'ha detto il presidente della regione Alberto Stefani, che ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e ha inviato un pensiero ad Alessandra Galli de Mine, la 54enne bellunese coinvolta nella tragedia di Capodanno. Una catastrofe di proporzioni inimmaginabili che resteranno nella storia della Svizzera. A Corredo ci sono le immagini riprese dai telefonini dei giovani, poco più che adolescenti, presenti in massa alle Constellation, un locale frequentatissimo ai piedi delle piste di Crans-Montana, località che conta nell'arco alpino, sede delle gare di Coppa del Mondo di sci. Immagini e fotografie che alternano momenti di festa, panico e terrore, fiamme e lampeggianti dei mezzi di soccorso che un'ora e mezza dopo lo scoccare della mezzanotte si sono riversati in massa attorno al locale. Le prime agenzie non lasciano spazio all'immaginazione. I paesi contermini alla Svizzera, Francia e Italia per primi, mettono a disposizione uomini, mezzi e strutture ospedaliere. Dal Veneto l'impegno ad offrire sin da subito il proprio contributo e il sostegno necessario alle autorità elvetiche. Lo dichiara immediatamente il presidente della regione Alberto Stefani. Siamo in grande apprensione per il numero dei dispersi e dei feriti, afferma, rinnovando vicinanza ai familiari delle vittime e inviando un pensiero alla donna di origini bellunesi Alessandra Galli de Mine, di 54 anni, ferita nell'incendio ma non in pericolo di vita. Da Livigno il messaggio del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin. Tra i feriti c'è anche una ragazza bellunese, Alessandra Galli, che io conosco da tanto tempo, era la figlia dell'ex sindaco di Longarone Arrigo, ma soprattutto l'ho conosciuta il giorno in cui sono state assegnate le Olimpiadi Milano-Cortina, il 26 giugno del 2019. Con lei siamo stati insieme, soprattutto dopo l'assegnazione, a festeggiare questo straordinario risultato. L'ultimo incontro ufficiale fra Alessandra Galli e Roberto Padrin a Belluno in occasione del concerto organizzato al Teatro Comunale per raccogliere fondi per Casa Pollicino a Petrosciani in Romania, il centro diurno di accoglienza per bambini disabili o in condizioni di disagio familiare, struttura progettata dal padre Arrigo. Alessandra si trova in ospedale, questa mattina è stata operata, non dovrebbe essere in pericolo di vita e sicuramente ha subito un trauma pesantissimo. Mi auguro che si possa riprendere, noi siamo qui per fare tutto ciò che è possibile per aiutarla. Ed ancora strage a Crans-Montana, una tragedia che ha scosso il mondo. Il sindacato delle discoteche nella Marca annuncia un minuto di silenzio nei locali durante il weekend e stigmatizza quanto avvenuto in Svizzera. Serve una cultura della sicurezza e del rispetto delle regole. I
giovani, in un primo momento inconsapevoli del pericolo, filmano le fiamme. Qualcuno tenta con un maglione di spegnere il rogo, ma in un attimo la stanza si trasforma in una trappola mortale. Mancano le uscite di sicurezza, l'unica via di salvezza, una scala piccola che presto diventa inagibile. Troppa gente, la fuga impossibile. A Crans-Montana la strage di giovanissimi, alcuni italiani, si compie. Il mondo è scosso, il dolore di Giannino Venerandi, che da anni gestisce una discoteca dove l'afflusso dei ragazzi è importante. Siamo vicini, dice, alle famiglie di questi ragazzi. Lì era un posto non adatto per questo tipo di eventi. Non so chi l'abbia autorizzato, oltretutto in un posto molto insicuro, con una scala per entrarci, con soffitto basso, con l'uso di materiali molto pericolosi. Noi qui in Italia abbiamo delle normative tra le più restrittive d'Europa. Abbiamo dei corsi per il nostro personale, per formare il personale, dove ci sono anche delle manovre di sfollamento, che facciamo delle prove ogni anno. Abbiamo dei corsi di formazione sul primo soccorso, sull'antincendio. Scatta l'allarme acustico e visivo. Venerandi ci spiega cosa accade nel caso di un incidente simile. Come vedete, in questa zona sono presenti l'estintore, le indicazioni sulla porta, abbiamo l'allarme antincendio, abbiamo l'altoparlante per l'evacuazione. Lo sconcerto del principe Maurice, icona dell'intrattenimento, artista e regista. Locali di questo tipo, ci dice, ce ne sono. Purtroppo ci sono, anch'io collaboro col SILB, che fa una lotta ormai da decenni nei confronti di chi si improvvisa per questioni economiche, per denaro, per interesse, a fare cose che non potrebbe fare. Tutti possiamo organizzare una festa anche a casa, ma persino per le feste in casa ci sono comunque, per chi le vuole fare bene, tutelato, ci sono dei controlli sia da parte della SIAE, per dire, che anche di sicurezza. Non si può andare in un locale per divertirsi per poi non tornare a casa. Io non vorrei essere al posto dei gestori con la coscienza in questo momento. Ci sarà un minuto di silenzio nei nostri locali per ricordare le vittime di questa strage, spiega Venerandi, e per sensibilizzare tutti al rispetto della sicurezza. Continuiamo con la cronaca. Proseguono le indagini sull'omicidio di Sergiu Tarna. Oggi eseguita l'autopsia sul cadavere del 25enne, fondamentale per chiarire l'ora del decesso e le modalità della morte. Vigili del fuoco e carabinieri del nucleo investigativo di Mestre ancora al lavoro lungo le campagne di Malcontenta per trovare l'arma che la notte del 30 dicembre ha ucciso Sergiu Tarna, il cameriere 25enne di origine moldava residente a Chirignago, ritrovato tra i campi ghiacciati con una grossa ferita alla tempia, riverso nel fango. Fondamentale l'esito dell'autopsia per capire soprattutto con che cosa sia stato colpito il ragazzo, se un'arma da fuoco o un oggetto contundente o se il colpo alla tempia sia l'unico. Al momento la pista più battuta dai militari dell'arma è quella della droga. Potrebbe infatti essersi trattato di un regolamento di conti o una lite finita male. Sembra che Sergiu avesse 2 telefoni. Nel frattempo i carabinieri continuano a visionare i filmati delle telecamere della zona in cui è stato trovato il corpo, ma anche del centro di Malcontenta, raccogliendo più testimonianze possibili, soprattutto di chi ha trascorso le ultime ore col 25enne, come Alessandro, il collega del bar. Sono sotto shock i colleghi del bar Esquina qui in centro a Mestre, dove da un po' di tempo lavorava in prova il 25enne. La sera del 30 dicembre, intorno alle 20, dopo aver staccato insieme a un collega, si è recato nel ristorante Sushi poco distante perché sapevano che aveva bisogno di personale per la sera del 31 dicembre. Dopo aver preso accordi, Sergiu si sarebbe dovuto recare nel ristorante per lavorare la sera di Capodanno, ma non si è mai presentato, come racconta uno dei dipendenti, incredulo per l'accaduto. È molto gentile, sì, è gentile, e basta. Che ha detto che lui ha lavorato e è chiuso, allora che ha detto che dà una mano, così ha detto. E poi non sappiamo più, e ieri ho visto il giornale, poi hanno scoperto. Ma lui non era mai venuto a lavorare qui prima? Mai, ho visto solo 2-3 volte, è triste. Sì. Non è spiaciuto, anche se ho visto solo 3 volte, una persona così è andata.
A rinvenire il corpo, vestito ancora con gli abiti da lavoro, giacca nera elegante, cravatta grigia, pantaloni neri, è stato un passante che scattava fotografie al paesaggio. Sergiu viveva in affitto a Chirignago, aveva lavorato in numerosi locali tra Mestre e Venezia, dopo aver frequentato la scuola professionale di F di Spinea. Negli ultimi 2 anni aveva lavorato anche nel bar di Via Palazzo a Mestre, finito più volte al centro dei riflettori perché chiuso per le risse, ma a fine estate era rimasto a casa e stava cercando lavoro. Ed ora la tragedia di San Silvestro a Camisano Vicentino. Un ragazzo di 22 anni è stato ritrovato morto all'alba nel lago Margherita. La dinamica del decesso non è ancora stata chiarita, si propende per una tragica fatalità. Camisano Vicentino, lago Margherita, si trovava su quell'isoletta alle nostre spalle, un ragazzo di 22 anni che la notte di San Silvestro ha perso la vita proprio in quel punto dove aveva scelto di stare con alcuni amici e la fidanzata a trascorrere l'ultima notte dell'anno. È il momento del giallo, della preoccupazione, perché non è ancora chiara la dinamica di quanto è successo. A non essere ancora stati ufficialmente ricostruiti gli ultimi istanti di vita di Andrea D'Agostino, l'imbianchino 22enne di Villafranca Padovana. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze degli amici e della ragazza che per ultima ha visto il giovane allontanarsi verso l'alba dalla tenda dove pernottavano per raggiungere la riva dello specchio d'acqua. Il suo corpo è stato ripescato dai soccorritori a 4 metri di profondità. Un luogo familiare questo per Andrea, che da amante della pesca frequentava assiduamente durante tutto l'anno. Per chi come lui condivideva la stessa passione, trascorrere qui in tende al freddo la notte di San Silvestro è cosa considerata normale. La tragedia però ha lasciato sgomenti tutti. Si piaceva la famiglia? Destino scivolato, qualcosa è capitato. Ma di solito c'è sempre pieno di tende, tutto quanto, lago pieno. A posto. Per cui è un'abitudine per chi è appassionato di questo sport. Sì. Ecco. È solo una tragica fatalità secondo lei? Secondo sì. È un posto pericoloso questo posto, questo lago Margherita? Ma pericoloso assolutamente no, è un laghetto di pesca sportiva come te ne sono tanti altri. È logico che la congiuntura in cui è successa questa disgrazia, questa tragedia è particolare, è l'ultimo dell'anno, però è frequentato tutto il tempo dell'anno con la stessa tipologia di quello che stava facendo qui il ragazzo. Sulle sponde sono ancora presenti i segni del bivacco, come pure alcuni pezzi di ghiaccio che sicuramente ricoprivano in modo più esteso nelle ore più fredde l'erba che lambisce il ciglio del lago. Una scivolata accidentale è l'ipotesi più accreditata. Il buio e l'acqua gelata hanno fatto il resto. La zona non è stata posta sotto sequestro. No, non è isolata, vuol dire che le indagini sono state concluse. Molto probabilmente si è riscontrato che è stata una tragedia vera e propria, altrimenti anche io stamattina pensavo che fosse chiuso. Però se è aperto vuol dire che l'indagine è stata chiusa e aspettiamo magari i risultati medici per capire meglio di che tipo è stata questa morte, insomma. C'è incredulità e dolore a Taggi di Sopra, frazione del comune di Villafranca Padovana, dove Andrea D'Agostini si era trasferito da poco. Sentiamo. Ieri sono sceso appunto per vedere, per il discorso dei botti, no? E ho visto l'auto dei carabinieri lì, e poi quando sono entrato ho visto che usciva sua mamma che piangeva e quegli 2 carabinieri. Un risveglio di quelli che non vorresti mai vivere. Aveva capito che qualcosa di terribile era accaduto nel mattino del primo giorno dell'anno. Maurizio, uno dei vicini di casa di Andrea D'Agostini e della mamma Mariangela. Per il 22enne annegato nel laghetto di Camisano Vicentino, solo parole belle e piene d'affetto che raccontano di un giovane a modo, gentile, affezionatissimo alla mamma e con grandi passioni. Per noi era un bravissimo ragazzo, lo vedevo appunto quando scendeva, quando andava via, quando ritornava dal lavoro, eccetera, quando accendeva la moto, perché noi siamo in famiglia, siamo appassionati per le moto. Si erano trasferiti da poco Andrea e la mamma in questo piccolo condominio all'ombra del campanile di Taggi di Sopra. Qui si conoscono tutti e loro si erano bene inseriti. Le persiane dell'appartamento sono abbassate, ma il pensiero dei vicini va a questa mamma, al papà, alla famiglia che ha perso il suo bene più prezioso in un modo che davvero lascia tutti senza parole. Non riesco a darmi pace, continuo a pensare anche stanotte, anche ieri sera, ma com'è possibile, cos'è successo? Stavano facendo appunto il loro capodanno con gli amici, eccetera, e vabbè.
non so cosa dire, mi dispiace moltissimo. Un 17enne di Cittadella affidato ad una comunità, altri 3 minorenni di Rosà denunciati, l'accusa per tutti è di rapina aggravata in concorso. Avevano circondato e minacciato un 15enne per farsi dare il giubbotto di marca che indossava, tentando poi di portargli via anche le scarpe. 4 minorenni, 3 di Rosà, 1 di Cittadella, tutti tra i 16 e i 17 anni, nel giro di pochi giorni sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. Grazie alla testimonianza e alla denuncia della vittima, un 15enne rosatese. La rapina era avvenuta il pomeriggio del 29 ottobre in via Montegrappa a Rosà. Il gruppetto aveva circondato il ragazzo appena uscito da casa con un compagno di classe che era stato allontanato con delle minacce. Ottenuto il giubbotto con altre pressioni verbali e fisiche, il presunto capobanda lo ha indossato chiedendo ai complici come gli stesse addosso. Poco dopo uno di loro è tornato dal 15enne tentando di farsi consegnare le scarpe e al suo rifiuto di avere 5 euro per fare da mediatore e ottenere la restituzione del maltolto. La vittima, rientrando a casa, ha allertato la madre, che ha dapprima messo in fuga il malfattore e poi accompagnato il figlio dai carabinieri per la denuncia. 2 degli aggressori già li conosceva, un 16enne, il suo compagno alle elementari, già noto ai carabinieri di Rosà, e un 17enne di Cittadella, che aveva già a suo carico un avviso orale e un divieto di accesso agli esercizi pubblici di Bassano. Quest'ultimo, convocato in caserma 10 giorni dopo, si è presentato accompagnato dalla madre proprio col giubbotto rubato che ha prontamente restituito. Per tutti e 4 è scattata la denuncia per rapina aggravata in concorso. Per il 17enne il Tribunale per i minorenni di Venezia ha deciso il collocamento in una comunità di recupero a Reggio Calabria eseguita lo scorso 28 dicembre. Notte di Capodanno ad alta tensione in ospedale ad Abano Terme, dove un uomo ha dato in escandescenze tentando di aggredire il personale sanitario ed i pazienti in attesa. Un paziente veramente difficile da controllare, un paziente sotto l'effetto di alcol e di droghe verosimilmente, che è riuscito ad alzarsi dalla barella, a prendere per la felpa la dottoressa dopo aver insultato l'infermiera e l'ha trascinata per tutta l'area verde, strattonandola per i vestiti. Fortunatamente lei ha urlato ed è intervenuto il collega medico e un autista e sono riusciti ad immobilizzarlo. Non è stata una notte di Capodanno facile per il personale sanitario del pronto soccorso della casa di cura di Abano Terme. Un 45enne tunisino con una profonda ferita alla testa, una volta portato in ospedale, ha iniziato ad importunare gli altri pazienti, poi ha spintonato e cercato di aggredire una dottoressa che doveva eseguire l'attacco. Fortunatamente il personale sanitario è intervenuto per difenderla e calmare l'uomo in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Un lavoro di squadra, come racconta Emiliano Rocco, OS del pronto soccorso, presente in quei momenti ad alta tensione. Anche quest'anno ci siamo trovati con un altro episodio di aggressione, però a differenza dell'anno scorso ci siamo trovati più pronti. Per quale motivo? Perché ovviamente la casa di cura del Policlinico ci ha più formati e anche la coesione tra di noi e il modo di lavorare più unito ci ha portato a questo risultato molto più soddisfacente. Emiliano ad inizio del 2025 si era trovato in una situazione simile, sempre in pronto soccorso ad Abano, aveva disarmato un paziente che aveva preso un bisturi e voleva aggredire il personale sanitario. Il paziente la notte di Capodanno era alterato da alcol e droga e non è stato l'unico caso difficile di quella notte in pronto soccorso ad Abano. Poco prima infatti era arrivato anche un turista 63enne con una forte intossicazione alcolica. Aveva iniziato ad insultare i medici e il personale sanitario impegnato nella gestione di tantissimi pazienti in attesa di essere curati in questi giorni in cui si registra il picco influenzale. Medici, infermieri e OS in questi mesi hanno frequentato corsi di formazione per fronteggiare situazioni di rischio e l'ospedale di Abano ha potenziato il sistema di videosorveglianza. La nostra struttura si è attivata per fare dei corsi di formazione al personale. Abbiamo fatto tutti dei corsi sulla de-escalation, quindi sul cercare di mitigare il più possibile i contrasti e di disinnescarli sul nascere. Ovvio che quando si tratta di persone con le quali puoi ragionare, tu puoi comportarti in questo modo. Quando si tratta di pazienti sotto l'effetto di sostanze, le cose cambiano. Fortunatamente abbiamo un sistema di vigilanza, abbiamo una guardia e abbiamo un sistema di videosorveglianza. Dopodiché quello che ci aiuta è ad essere un gruppo compatto.
Farmacie prese d'assalto con l'inizio del 2026, picco di influenza e richieste di vaccini che contrastano con quella che Federfarma denuncia come informazione insufficiente da parte di Regione e ULSS. Il 2026 per le farmacie di Bassano inizia con i clienti in coda. Influenza e mali di stagione colpiscono duro e, stando alle previsioni, il picco di contagio deve ancora arrivare. Farmacie che hanno visto un aumento di richieste di vaccino. Decisamente rispetto agli anni scorsi il picco è arrivato un po' in ritardo, lo stiamo notando da circa 10-15 giorni, che abbiamo proprio visto un aumento di affluenza in farmacia per patologie non solo legate all'influenza ma anche a raffreddori. Qui nella nostra farmacia stanno andando molto bene, i clienti hanno accolto positivamente questa possibilità di essere vaccinati in farmacia. Quanto ai vaccini anti-influenzali, Federfarma Veneto, l'associazione delle farmacie, ha inviato una lettera alla Regione evidenziando un risultato finora inferiore alle attese per le vaccinazioni e un'informazione insufficiente alla popolazione proprio sul fatto che il vaccino può essere richiesto anche in farmacia, dove comunque le richieste sono aumentate e di molto nel Bassanese. È partito un po' tardi, devo dire, la campagna vaccinale, non si capisce bene perché. Quest'anno comunque la popolazione ha deciso di vaccinarsi in massa, tant'è che spesso i medici sono rimasti senza dosi e quindi i pazienti si stanno rivolgendo in farmacia. Federfarma ha lavorato molto bene, la Regione e le ASL hanno lavorato secondo me altrettanto bene e un po' di comunicazione in più non sarebbe guastata, in particolare non so, penso io qualche canale social che adesso vanno tanto avrebbe potuto aiutare ulteriormente. Ogni farmacia in pratica organizza come meglio crede le vaccinazioni. Di base bisogna avere 18 anni, essere sani, senza fattori di rischio come l'allergia a determinati farmaci ed essersi vaccinati almeno una volta in passato dal medico di base. Il costo è uguale per tutte le farmacie, ma da qualche giorno la Regione ha deciso che la vaccinazione è gratuita per tutti fino a esaurimento delle scorte. Ci sarà anche il presidente del Veneto lunedì sera ad Arcade per l'appuntamento con il panevin più famoso del Veneto, quello di Arcade. Questa è la 59esima edizione. Anche quest'anno con tanto entusiasmo e tanta euforia siamo riusciti a innalzare questa pira. Anche quest'anno la tradizione è stata rispettata. Gli alpini di Arcade hanno concluso i lavori per l'allestimento del falò del panevin pronto a illuminare la notte dell'Epifania. La tradizione del panevin che una volta veniva fatta a ogni contrada, che dopo negli anni si è raggruppata nel centro del paese. Una struttura imponente che, come da tradizione, si conferma la più alta del Veneto, frutto di giorni di lavoro, impegno e collaborazione. Questo panevin quanto alto è? Allora siamo intorno ai 10 metri, 9 metri e mezzo, 10 per una larghezza di base di 9 metri di diametro. Da cosa è composto? Solo e esclusivamente potature di legna di vite, di tralci di vite. Scarti delle potature, legna e tanto entusiasmo i volontari hanno lavorato senza sosta per preparare uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità. Quante persone sono attese? Adesso è difficile quantificare, però gli esperti dicono ogni anno dai 5.000, chi dice 10.000, 10.000 sono tantissimi, però i 4.000 persone sicuramente. Chiudiamo le strade, abbiamo i blocchi stradali in modo che la piazza sia in sicurezza, ecco. Il panevin non è solo un falò, ma un momento di ritrovo e condivisione capace di unire generazioni e mantenere vive le tradizioni popolari del territorio e per mangiare e bere in compagnia negli stand allestiti per l'occasione. Lo stand che facciamo le salsicce, la polenta e le patate fritte. Abbiamo 3 cose solo fondamentali, non ci allarghiamo a fare tante robe. E tanto vin brûlé. Vin brûlé sicuramente, quello è di rito, ecco. Ora non resta che attendere l'accensione quando il grande falò diventerà ancora una volta simbolo di buon auspicio e di forte legame con la storia di Arcade, guardando con il naso all'insù in che direzione volano le faville. Se le faville vanno a mattina, ciappa il sac e va a farina. Se va alla sera, polenta piena nella cagliera, vuol dire la polenta in abbondanza e prosperità per tutto l'anno. Speriamo sia così. Evviva il panevin! Evviva il panevin di Arcade, evviva Treviso, evviva il Veneto.
Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.